Maurizio, la Giovanna, siamo appena usciti anche con la Barbara dalla MEF con direi buone notizie. Allora, le buone notizie sono queste: abbiamo una sorta di roadmap, cioè fra 10 giorni hanno promesso che ci metteranno a disposizione il testo di legge del collegato alla finanziaria che stanzia finalmente il cosiddetto fondo di ristoro, di rimborso, come si vuol chiamare. Prossima tappa è la legge di bilancio 2018 per il 2019, dove verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale finalmente il fondo di ristoro, dopodiché il regolamento attuativo entro il 30 gennaio 2019 e scadenza definitiva per la presentazione dei termini delle domande entro il 30 aprile 2019. Questo è quello che oggi i due sottosegretari hanno affermato di fronte alla presenza di tutte le associazioni dei consumatori. Ovviamente noi, come sempre, vigileremo, staremo molto attenti e andremo a pescare immediatamente fra 10 giorni il testo del collegato per farlo vedere a tutti. Lo esamineremo con calma, con pazienza, dopodiché ne discuteremo e vedremo se quello che hanno affermato corrisponde a quanto previsto dal testo di legge. Un saluto a tutti. Salute a tutti. Vittoria. È un sogno. Abbiamo incontrato al MEF il sottosegretario Bitonci e Villarosa. Hanno confermato che tutti i risparmiatori traditi verranno risarciti. Nella prossima finanziaria, entro 15 giorni, fisseranno un nuovo decreto che andrà a pagare immediatamente un 30% entro il 30 aprile 2019 a tutti i risparmiatori. Poi, con l'utilizzo dei conti dormienti, che sono dei risparmiatori traditi, ci sarà un rimborso da sogno, quindi si parla anche addirittura del 100%. Una cosa è certa: questo Parlamento, questo Senato è stato cambiato in maniera epocale. Tutte le associazioni presenti hanno fatto applausi ai sottosegretari e io mi inchino alla loro grandiosità. Risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.